Ben ritrovati in questo spazio democratico. L'Italia è fatta di piccoli e medi comuni, la sua ossatura è fatta di piccole e medie imprese. Il Friuli Venezia Giulia è un campione esemplificativo perfetto di quella che è l'Italia. Una relazione della Confartigianato del 2016 dà un dato importante, quello che 31.500 imprese erano registrate appunto nel 2005, mentre 28.700 nel 2016. Non è un buon dato, però c'è un modo per leggerlo. Consigliere Moretti, qual è l'attività, o meglio, quanta importanza riveste per questa regione il settore delle piccole e medie imprese degli artigiani? Ma anche alla lettura dei dati che lei ha appena citato, abbiamo un settore artigiano molto dinamico, seppur anch'esso interessato dalla crisi di questi anni, quindi con le conseguenze di aver comunque subito un rallentamento, una diminuzione sia delle imprese che dei dipendenti. Abbiamo 8.700 imprese con dipendenti, imprese artigiane, e 20.000 senza dipendenti, quindi singole imprese singole. Gli addetti complessivi del settore sono quasi 65.000, quindi è un comparto importante alla quale la Regione non da oggi assegna un'importanza fondamentale e assegna la giusta attenzione in termini finanziari e in termini normativi. In questo senso anche l'impegno nostro di questi anni è rivolto in tale direzione. Ecco, quali azioni specifiche ha messo in campo la Regione per questo settore? Ma, come dicevo prima, le norme ci sono già e quindi lavoriamo su esperienze positive. Abbiamo finanziato tutti i fondi di dotazione per le imprese artigiane, per le piccole imprese artigiane e tutte i vari finanziamenti che la legge 2 del 2012 prevede e che sono in particolare sia per le start-up artigiane che per gli investimenti in macchinari, quindi l'integrazione con la legge nazionale Sabatini, che quelle che sono le norme di carattere appunto della legge 2 2012 che riguardano un po' tutta la vita dell'artigiano, dalla nuova impresa agli investimenti, all'internazionalizzazione, alla possibilità anche di creare reti d'impresa, e in questo senso possiamo collegare quella che è stata la norma principale, quella del rilancio impresa, la 3 del 2014, 2015, scusate, che appunto ha implementato questo canale finanziario in tal senso. Nonostante i tempi difficili, c'è ancora chi ha voglia di intraprendere un'attività. Per questi la Regione che cosa fa? La Regione prevede con la legge 12 del 2002 sia aiutare le imprese che ci sono già e con la legge 2 del 2012 attivare quelle forme di autoimprenditorialità che di questi tempi possono riservare comunque un'opportunità, in particolare per i giovani che vogliono intraprendere un mestiere o per coloro che, espulsi dal mondo del lavoro, con un mestiere magari già importante, possono avviare un'attività in proprio. Credo che questi siano elementi importanti, siano opportunità che vanno colte in maniera sostanziale, anche perché i finanziamenti non sono banali. Per chi invece l'attività l'ha già avviata, c'è un'altra questione che è quella diciamo, dei macchinari e delle attrezzature necessarie. Ecco, questo sempre in virtù di volersi adeguare ad altre normative ancora. Ecco, esistono dei bandi, esiste qualcosa per supportare questo tipo di esigenza? Assolutamente, ci sono dei bandi annuali che si agganciano sia alla norma nazionale, come dicevo prima, la legge Sabatini, sia la norma quadro dell'artigianato, che appunto è quella del 2002, che prevede la possibilità di contributi a fondo perduto per investimenti in macchinari e attrezzature, che anche queste rappresentano opportunità importanti. Un ulteriore aiuto è dato dalla gestione da parte della Regione dei fondi europei. Ecco, come avviene questa gestione? Ma questa gestione avviene attraverso i centri di assistenza tecnica per l'artigianato,
che appunto sono dei centri di assistenza che sono gestiti dalle organizzazioni imprenditoriali di rappresentanza delle associazioni artigiane, che in pratica gestiscono i fondi messi a disposizione dell'Europa attraverso la regione e riguardano in particolare investimenti, quindi fondi che vengono prestati, a cui poi l'impresa artigiana, una volta avuto accesso, restituisce fondamentalmente a prezzo zero, a tasso zero, e quindi di fatto non avendo nessun aggravio di costo, ma potendo investire e diluire questo investimento in più anni, trattandosi quindi di una buona opportunità per le imprese. Quindi diciamo l'azienda deve restituire solo il conto capitale? Sostanzialmente sì, sostanzialmente la cifra relativa all'investimento è null'altro, trattandosi oggi di investimenti pari a zero, di tassi di interesse pari a zero. Quindi questo è un modo sicuramente per dare liquidità o comunque respiro per chi intende lavorare. Beh, certamente quando un imprenditore, sia esso anche artigiano, ha voglia di investire, è giusto agevolarlo, è giusto dargli l'opportunità di farlo, e lo facciamo attraverso questi fondi POR-FESR, che sono appunto fondi europei gestiti dalla regione e per le quali interviene in maniera positiva, intervengono le associazioni degli artigiani attraverso i CATA. Un cittadino in ascolto come fa per ricevere tutte le informazioni dettagliate del caso? Ma fondamentalmente ha tre strade. La prima, più semplice, è quella di rivolgersi all'associazione di rappresentanza degli artigiani. Quindi le associazioni di categoria sono a disposizione e sono a conoscenza sia delle norme di agevolazione regionale che di quelle nazionali. Il secondo strumento è quello di recarsi agli uffici della Direzione Centrale Attività Produttive, che attraverso l'Agenzia Investimenti per Friuli Venezia Giulia dà tutto il supporto tecnico operativo per chi vuole investire nella nostra regione, e il terzo è anche attraverso il sito della regione, dove appunto nel link riservato alle attività produttive sono pubblicati tutti i bandi che appunto vengono riservate alle imprese che vogliono investire in Friuli Venezia Giulia. Io ringrazio tanto il consigliere Moretti. Oggi ci siamo occupati di piccole e medie imprese artigiane, quindi dell'ossatura di questo paese, ma anche e soprattutto di questa regione Friuli Venezia Giulia. Ringrazio voi per l'ascolto, vi do appuntamento fra 2 settimane, stessa ora, stessa tele.